Ore 22:30 di ieri sera. In sella al loro motorino, due sedicenni di Galliera e Fontaniva che frequentano un istituto di Castelfranco decidono di ammazzare il tempo mettendo in atto uno scippo. Individuano la preda, una 78enne che in via Bassano, in centro a Castelfranco, pedala con la borsa piazzata nel cestino. I due si avvicinano a bassa velocità e prendono la borsa. Solo per miracolo la donna riesce a non perdere l'equilibrio e a continuare la propria pedalata. I due, presi dal panico, decidono di scappare a folle velocità fino a perdere il controllo del motorino e schiantarsi contro un paracarro, riportando qualche ferita. Il proprietario del motorino si è addirittura presentato in caserma denunciando di essere stato aggredito da 4 sconosciuti nel tentativo di rubargli il motorino. All'arrivo in caserma il padrone del motorino racconta ai militari più volte la sua versione, una ricostruzione lacunosa che costringe i carabinieri a ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno subito intuito alcune incongruenze, dunque messo alle strette, alla presenza dei genitori, ha confessato indicando anche il complice. Il secondo minore, identificato compiutamente, è già sottoposto a misure restrittive fino agli inizi di giugno per estorsione. Al momento non è ancora stato catturato, ma i carabinieri sono convinti di poterlo bloccare in poche ore.